Ciao da Crossing TV, oggi siamo di nuovo a Bartleby dove c'è un evento chiamato Birra, che è l'acronimo di Bagarre Internazionale Riviste Autoprodotte. Ciao Alessio, perché questo evento? Allora, Bartleby nasce come laboratorio della produzione indipendente e la produzione indipendente è quello che seguiamo in tutte le nostre iniziative. Programmazioni, presentazioni di libri, programmazioni musicali, rassegne, quello che ci interessa è comunque un modo di produrre che è quello dell'indipendenza, che alcuni chiamano underground, altri chiamano come meglio credono. L'evento Birra è nato come raccolta di riviste e così si è sviluppato. Da quest'anno, cioè da quando Birra è ospite a Bartleby, abbiamo pensato di mettercela davvero la birra e quindi abbiamo cominciato a contattare i microbirrifici della regione Emilia-Romagna. Adesso andiamo a curiosare un po'. Ciao, come vi chiamate e da dove venite? Allora, questo è il birrificio Zimella, veniamo da Bagno in provincia di Reggio Emilia. È un birrificio che nasce essenzialmente da un'azienda agricola, infatti l'idea è quella di coltivare l'orzo e il luppolo direttamente in azienda e quindi di produrre le birre a partire da questi elementi che sono elementi genuini e quindi anche una produzione a chilometro zero. Allora, il nostro nome è Birrificio Emiliano, noi siamo un birrificio, un brew pub dell'Emilia Romagna. La nostra lavorazione della birra deriva da tanta passione e tanta voglia di lavorare. Qual è la fatica di essere un birraio? La fatica più grossa è quella di tirare su i sacchi di malta che pesano 25 kg e buttarli dentro la caldaia. Il perché, oltre evidentemente all'assonanza del nome dell'evento, sta proprio nel modo di produzione. Adesso c'è una tavola rotonda tra le riviste indipendenti che spiegano come si fa, come nasce, come si produce una rivista indipendente e quanta fatica fa ad esistere, perché spesso deve autofinanziarsi, autoprodursi. Qui fuori c'è un cortile in cui 5 microbirrifici spiegano come si fa e quanta fatica si fa a produrre la birra con un proprio impianto, in un contesto che non è certamente quello della produzione di massa, ovviamente. Ciao, come si chiama la vostra rivista e da dove venite? Allora, noi siamo un collettivo e la rivista si chiama Epoch Ero Uroi e veniamo da Roma. Sono un paio d'anni che abbiamo fondato questa rivista, l'abbiamo fatta perché principalmente siamo un gruppo di amici e abbiamo delle idee, delle cose da mettere insieme. Come mai questa rivista? Questa rivista è nata 10 anni fa, quest'anno ricorre proprio il decennale addirittura, perché così come studenti facevamo lettere ai tempi al Dipartimento di Italianistica e sentivamo la voglia di creare una cosa nostra. Sappiamo che la vostra rivista si chiama Idioteca, come mai questa iniziativa? Perché ci riteniamo degli idioti, nel senso che pensiamo che gli ingenui e gli idioti salveranno il mondo. È un po' la cosa diversa dalle altre, che viene fatta tutta completamente a mano, con dei collage, sono delle piccole cose molto specifiche, tutti particolari, è un'attenzione molto specifica che è difficile trovare adesso nelle nuove riviste, tutto su internet, tutto molto schematico, è una cosa un po' diversa. Ciao, un aspetto che vuoi far emergere della rivista Mamma? Mamma è il primo esperimento di giornalismo a fumetti. Stiamo cercando di fare informazione, però usando la forza del linguaggio del fumetto. Infatti questa è un'intervista che io ho raccolto e poi in collaborazione con un fumettista, Flaviano Armentaro, l'abbiamo trasformato in un fumetto. Ciao, come vi chiamate, da dove venite e cosa fate? Allora, io mi chiamo Marco Lobietti, vi presento Giuda Edizioni e in particolare vi presento il primo
volume di una rivista che Giuda Edizioni ha realizzato. È una rivista prevalentemente di fumetti che intende indagare in qualche modo le connessioni che ci sono tra il fumetto e la geografia, o meglio la cartografia. Ciao Crossing TV e fateci sapere se vi è piaciuta l'idioteca. Ciao!